Ad Afragola si è tenuto l'evento Costituzione e Giustizia presso la Masseria Ferraioli. In vista del referendum sulla giustizia continuano le iniziative a difesa della libertà della magistratura. Lavoro discontinuo e paghe sempre più basse, servono nuove tutele. Le strategie messe in campo non bastano e la cassa integrazione continua. Maurizio Landini è intervenuto nel dibattito su Costituzione e Giustizia durante l'evento per i 30 anni della legge sui beni confiscati alle mafie promosso da CGIL, SPI-CGIL e Libera. Non è un caso che i nostri padri, le nostre madri, nello scrivere la Costituzione abbiano scritto all'articolo 1 che la nostra è una repubblica democratica fondata sul lavoro. Come vedete, queste due cose o ci sono tutte e due o non ce n'è neanche una. La democrazia senza un lavoro con diritti è zoppa, il lavoro senza diritti fa i conti con una democrazia in crisi dove prevale chi è più forte, prevale la logica dello sfruttamento, quindi io lo dico in modo molto chiaro. Io non sono tra quelli che i sondaggi speriamo che vada a votare poca gente, no, io spero che vada a votare, voglio lavorare perché vada a votare tanta gente e soprattutto che vada a votare no. Voglio essere molto chiaro come punto di indicazione. E qui è il momento di esserci e di farla questa battaglia. E proprio sul referendum Landini richiama il valore degli equilibri democratici e dell'autonomia della magistratura. Qui c'è un'altra volontà politica di chi oggi ha promosso questo referendum. È quello di assoggettare al potere politico l'azione della magistratura e dei magistrati. E qui non stiamo difendendo i magistrati, qui stiamo difendendo i diritti nostri di cittadini di essere tutti uguali davanti alla legge e di avere un potere, questo sì, della magistratura che non guardi in faccia a nessuno e che fa rispettare la legge a tutti. Tutto questo oggi rischia di essere messo in discussione. L'assessment è una modalità di selezione di gruppo utilizzata dalle aziende per valutare se un candidato possieda le competenze e le potenzialità adatte a un determinato ruolo. A differenza del colloquio individuale, mette i partecipanti in situazioni pratiche e di squadra, permettendo ai selezionatori di osservare comportamenti, capacità relazionali e attitudini al lavoro. Durante queste prove emergono soprattutto le cosiddette soft skill, problem solving, spirito di collaborazione, capacità comunicative, leadership e gestione delle priorità. L'obiettivo non è solo capire cosa sa fare una persona, ma come affronta le sfide e interagisce con gli altri in un contesto di lavoro. In vista del referendum sulla giustizia del 22 e 23 marzo, il Comitato della Società Civile di Roma e Lazio per il No promuove una grande assemblea pubblica per riformare, discutere e mobilitare le cittadine e i cittadini a difesa della Costituzione e della democrazia, respingendo la legge Nordio-Meloni. Chi è che si sta occupando dei rider che prendono 3 euro l'ora e quindi sono soggetti al caporalato? Ma nel caso di inquinamento ambientale grave, sono stata di recente in Veneto, lì hanno il tema dell'IFAS, ma c'è una storia, il diritto ambientale è stato plasmato anche grazie al coraggio di magistrati che a un certo punto, tutelati dal loro CSM, come il diritto del lavoro, hanno cominciato a dire le norme, noi dobbiamo leggerle alla luce della Costituzione. Credete che rafforzando, grazie a quei 2 dispositivi piantati nel disciplinare e nel CSM che rendono i magistrati più vulnerabili, più minacciabili, più ricattabili, credete che sarà ancora così sereno il magistrato che si trova a dover sfidare un'enorme azienda che ovviamente con il suo denaro ha il potere di sostenere elettoralmente delle forze politiche? Il rischio è che ci siano ritorsioni verso chi cerca di far applicare la Costituzione. Giancarlo Caselli è noto perché ha combattuto il terrorismo, è stato 9 anni a Palermo e ha portato alla sbarra il 7 volte Presidente del Consiglio Giulio Andreotti. Ora, forse non tutti ricordano che Giancarlo Caselli ha pagato per quel processo, perché Giancarlo Caselli è stato oggetto di una legge contra persona che gli ha impedito di concorrere e di diventare procuratore nazionale antimafia. Questo per dire che
La pressione verso la libertà e l'indipendenza della magistratura non è un fatto di oggi. Questa tensione c'è perché dà fastidio questa libertà e questo equilibrio di poteri. Dà fastidio evidentemente a chi vuole gestire in un certo modo il potere. Contratti discontinui, prove non pagate, difficoltà a programmare gli impegni futuri. Molti lavoratori del mondo dello spettacolo si trovano a dover svolgere più lavori contemporaneamente, con l'incertezza del reddito e senza tutele per i periodi di non lavoro. Questi i temi della giornata di approfondimento e informazione organizzata dalla SLC-CGIL a Roma. Abbiamo avuto la necessità di organizzare un'iniziativa che ponesse al centro la questione previdenziale e il sistema di welfare per i lavoratori dello spettacolo, a partire dall'indennità di discontinuità per arrivare alla NASPI. C'è un problema di reddito e di incomprensione per quanto riguarda quella che è la NASPI. Io proprio adesso sto vivendo questo momento in cui dovrò fare un colloquio al centro per l'impiego e dovrò spiegare a persone che spero capiscano che io sono in realtà in una situazione precaria, ma sempre. È umiliante, questo sì, soprattutto quando si hanno un curriculum che ha un valore. Questo settore ci ha consegnato una fotografia nitida di quanto il lavoro ha una specificità diversa da altri settori, dove la discontinuità è un elemento purtroppo caratterizzante di questo lavoro, dove le giornate di lavoro, al netto dell'aumento post pandemia, della crescita che ha avuto il settore, ancora non dà effetti positivi anche con le prospettive di natura previdenziale che abbiamo. (1914). Quasi 600 persone stanno lasciando Villa Rossa, il circolo repubblicano di Ancona. 2 ali della polizia li stringono ai lati, costringendoli ad avanzare in fila indiana attraverso Piazza Roma, mentre la banda militare sta finendo il suo concerto. Poi 3 squilli di tromba. È l'inizio dello scontro. La settimana rossa fu un'ondata di proteste e rivolte popolari che attraversò l'Italia centrale tra il 7 e il 14 giugno 1914, soprattutto nelle Marche e in parte dell'Emilia-Romagna e della Toscana. Rappresentò uno dei momenti più intensi di conflitto sociale dell'Italia liberale alla vigilia della Prima Guerra Mondiale. L'evento scatenante fu l'uccisione di 3 manifestanti antimilitaristi ad Ancona il 7 giugno, durante una protesta contro una manifestazione patriottica. La notizia provocò una reazione immediata. Sindacati, socialisti, repubblicani e anarchici proclamarono uno sciopero generale che, in molte zone, assunse rapidamente caratteri insurrezionali. In numerose città e paesi furono erette barricate, interrotti collegamenti ferroviari e telegrafici, assaltati municipi, stazioni e caserme. Simboli dello Stato e della Chiesa vennero presi di mira, stemmi monarchici abbattuti, chiese incendiate, uffici pubblici distrutti. In località come Ancona, Senigallia, Ravenna e Forlì si arrivò persino a proclamare forme temporanee di autogoverno popolare. Il movimento aveva una composizione eterogenea. Operai, contadini e militanti socialisti e anarchici agirono spesso spontaneamente, senza un coordinamento centrale. Proprio la mancanza di una direzione politica unitaria ne limitò l'efficacia.
Il Partito Socialista sostenne lo sciopero, ma evitò una guida rivoluzionaria, mentre le correnti anarchiche spingevano verso un'insurrezione più radicale. Il governo presieduto da Antonio